Ma una situazione difficile per le edicole di Padova, molte sono costrette a chiudere, c'è una difficoltà oggettiva nell'andare avanti. Una delle edicole che sta per chiudere, che chiuderà proprio il 30 giugno, quindi la scadenza si sta avvicinando, è questa di via Emanuele Filiberto. La vediamo un po' triste però. Molto triste veramente. Dopo 4 generazioni bisogna lasciarla, c'è un sacrificio enorme, e c'è una crisi grandissima. E all'inizio andava bene. Sì, facciamo bei soldi all'inizio, dopo la tecnologia nuova ci ha mandati in crisi perché la gente leggono più online o hanno abbonamenti e noi Ha provato a tener duro, ma non è ho possibile. provato per 9 anni, sono emozionata, scusate. No, no, Mi viene signora, da capisco. piangere perché mi dispiace veramente, ma non posso andare avanti. 700 di luce su Ecco, 3 questa penso sia notti. stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, Questo cioè sì. una bolletta. No, sì, prima a febbraio e marzo 5,20, aprile e maggio 7,20 e l'ultima adesso 520. Cioè non si può andare avanti. Tanti clienti anche, penso affezionati, che da Una tanti volta anni sì, sono qui con lei. però adesso leggono online o il computer, cioè Quindi in solidarietà, sono dispiaciuti, però insomma anche loro non comprano i infatti ho giornali. detto ma neanche 1 euro al giorno non avete speso. E si può vendere un'edicola così? No, non ci sono più licenze adesso, non ci sono più. E ho voluto regalarla a tanti e non vogliono perché non vuole fare il sacrificio di alzarsi alle 5 e mezza del mattino.